Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a questa piccola live splash del vostro Maledetto Veneziano. Ringrazio anche tutti gli amici che mi seguono e anche alcuni che mi dicono che cominciano a sognarmi. Sembra una battuta, già ai tempi avevo sentito questa cosa che quando insegnavo l'informatica alcune studentesse e studenti mi dicevano che di notte magari mi avevano sognato. Bene, ma detto questo passiamo subito a dirvi che stasera, mercoledì, ci saranno le sibille interattive con il legale Maledetto Veneziano nel canale del Maledetto Veneziano. Chiaramente sono domande che possono fare tutti in modo gratuito, avrete le vostre risposte. E se non vi siete ancora iscritti al canale del legale Maledetto Veneziano, basta che cliccate qui sotto iscriviti. Se volete acquistare i nostri ebook di radionica nelle shop del sito Capitano, costano il primo che è già in vendita 50 euro, il secondo che stiamo lavorando sull'abbondanza 75 euro. Eventualmente andate anche a guardare le varie pillole che abbiamo fatto quando li promuovevamo. Bene, parliamo un po' di legamenti d'amore e pensieri perniciosi, pensieri perniciosi che creiamo noi, no? Ma prima parliamo di questi legamenti d'amore, perché molto probabilmente c'è un po' di confusione in giro per il web, c'è di tutto e di più, c'è chi dice che può fare legamenti, slegamenti, destra e sinistra. Allora, quando una persona né l'altra, generalmente va su un social, contatta un esoterista, magari per vari motivi, chiede cosa si può fare e magari chiede i prezzi e quant'altro. Allora, quando una persona contatta per vedere di, in un certo senso, avvicinare una persona, l'ideale sarebbe fare un avvicinamento con la Dagida, no? Perché è una cosa praticamente indolore, non si va a toccare nessun genio, nessuna forza planetaria ed è praticamente indolore. E l'Edagida serve sia per fare in modo che la persona si ricordi in modo potente della persona che si vuole avvicinare, sia per immettergli dentro il subconscio delle frasi positive. L'Adagita al 90%, almeno 100% per quello che usa il legale Maledetto Veneziano, può essere usata anche come arma, l'ho già spiegato in altro video. Però diciamo che l'Adagida non serve per fare legamenti, serve per avvicinare due persone. Quando vi sentite gente che vi promuove esoteristi o la classica massaia o il tipo che magari faceva il venditore di case che si è riciclato a fare l'esoterista, parte subito con i legamenti. Legamenti di qua, legamenti di là, destra e sinistra. Allora, a parte che magari qualche massaia sta per fare il mullito, poi tanto per dice io faccio legamenti destra e sinistra. Allora, prima di tutto, quando si va a fare un legamento, a parte conoscenze, competenze e tutto il resto, l'ambiente per poter creare queste cose, bisogna sempre capire che se una persona si vuole legare è praticamente un matrimonio astrale, no? Generalmente il legamento lo dovrebbero fare invece le persone che sono già sposate. Ho fatto una pillola, no? In cui spiegavo che quando la strada è piena bisogna preoccuparsi perché domani deve essere uguale a oggi, e quindi è lì che bisogna lavorare, è lì che bisogna creare dei legamenti, è lì che bisogna creare dei campi vibrazionali forti per poter perpetuare il benessere, no? Invece si vede sul web, no? Si vede sui social, gente che sparano legamenti a destra e a sinistra come se fossero, capite? Cosa dico? E non funziona così, anche perché quando si inizia a fare un legamento con una persona che non è consenziente, che non è la Dagida, vi ricordo che sono due cose differenti. Il legamento è una cosa che va a toccare dei piani astrali diversi, che chiaramente la Dagida che è una cosa soft, indolore, senza nessun tipo di problema. Però capita molte volte che alcuni fanno legamenti quando la persona è già legata ad altri, cioè nel senso magari è già la fidanzata e vuole fare un legamento. Allora, la prima cosa che consiglio a questi guru, no? A questi santoni web, prima di tutto di indagare se questa persona che vogliono legare è praticamente legata a qualcun altro. Se no, prima bisogna fare uno legamento e poi un legamento. Questo è un consiglio che ve lo dice Marietto. Quindi quando sentite sui social legamenti destra-sinistra, no? Prezzi saldi di fine stagione, quando una persona non sa neanche che deve prima chiedere o cercare di vedere di fare uno slegamento, poi ci sono quei santoni, no? Quei furboni che dicono sì dai, 3.000 euro un legamento, poi
la prima sera che fanno la botta, no? Pom, parte il missile, si accorgono che è legata all'altra persona, allora ti dico, guarda, mi sono reso conto che c'è un piccolo problema, ce n'è un'altra, no? E quindi bisogna, buongiorno Giuseppe, grazie di avermi salutato. Quindi bisogna fare uno slegamento, 1800 euro, quindi praticamente questo slegamento da 3.000 euro è passato a 4.008, no? Quanti casi ho sentito così? Allora, praticamente il legamento è praticamente un matrimonio astrale e generalmente lo dovrebbero realmente fare già quelli sposati per rafforzare la propria stalla. Ieri ho fatto una bella pillola in cui spiegavo che quando la stalla è piena bisogna preoccuparsi perché domani non è detto che qua è uguale oggi, e quindi legamenti d'amore mettetelo bene in quella testa, lo fanno le persone sposate. Quando invece non sono sposate, l'ideale, il Marietto consiglia la dagida per avere un avvicinamento, che non è un legamento, un avvicinamento, e poi chiaramente si mettono praticamente quelle parole che il committente decide di mettere per aiutare una riconciliazione se hanno litigato, oppure un avvicinamento. Poi è chiaro che sta nel, come si dice, nella mente del committente, poi quando viene contattato, che chattano di qua e di là, stimolare il rapporto, ravvivarlo, chiaramente, perché se uno, capite, l'avete avvicinato, ci potete parlare e poi vi rendete conto che è da coccio, non c'è legamento che tenga. Quindi quando voi sentite faccio legamenti a destra e a sinistra, poi corre a fare il bollito, poi torna di nuovo sui social a scrivere le barzellette non funziona. Non funziona. I legamenti si fanno solamente fra persone sposate, generalmente. Quando invece voi vedete questi qui fanno i legamenti che poi vi dico, guarda, mi sono accorto mentre facevo un legamento che c'è un blocco, altri 1.800 euro per lo slegamento con quella là. Capite? Non funziona così. La cosa importante per un avvicinamento è la dagida, così si fa sul sicuro. Se si vuole fare uno slegamento, ci sono dei casi in cui bisogna fare dei slegamenti del marito che magari è violento, dentro quattro mura, o la moglie, può esserci anche la moglie, che è violenta, che è furba, astuta, le fa magari di nascosto, no? E allora a questo punto magari una moglie o un marito che non ce la fanno più, vogliono tagliare i ponti, allora a quel punto lì si può fare uno slegamento, però generalmente il legamento si fanno sempre fra due persone consenzienti. Sia la moglie che il marito vogliono rinforzare, racchiudere, far diventare più forte la stalla, che per stalla è un senso metaforico, non pensate che chi segue il marietto è solo un contadino, sicuramente ci saranno anche contadini. Quindi quando le persone hanno una fidanzata, un fidanzato, un marito, una moglie, l'ideale sarebbe in quel momento fare un legamento, un legamento oppure anche un rito propiziatorio per la loro unione, così che nessuno entri a rompere i santissimi. Quindi quando sentite la gente 300 euro, 3.000, un legamento, e poi quando li contattate, sì, ma non vi chiede se c'è qualcun altro, poi vi dice durante il corso dopo mi sono reso conto che c'è un blocco, altri 1.800 euro. Capite che la cosa non funziona così, no? Poi questo è per rispondere a alcune mie amicizie che mi hanno contattato in PVT e mi hanno chiesto di questa cosa qua, mi fai un legamento? Legamenti si fanno solamente per persone sposate, Poi se uno vuole una dagida è un altro discorso, ma è un avvicinamento oppure un richiamo, magari due persone possono aver litigato, no? Come capita a tutti, e magari uno, capite, dal nervoso dice qui taglio il ponte a destra e a sinistra, però dalle sibille si vede che fondamentalmente la persona l'ha fatto per orgoglio, sta piangendo, e allora lì una bella dagida ci sta bene, va a pennello. Ma un legamento per due persone che già si vogliono bene, con le sibille si vede già che c'è, cioè sarebbe un furto, scasso, rapina, insomma di tutto, no? Quindi quando andate praticamente nel YouTube a cercare legamenti, lasciate stare, se il legamento si fa col marito o con la moglie consenziente. Quando invece si vuole avvicinare qualcuno per avere un rapporto, oppure magari solamente perché quella persona ci è simpatica e non abbiamo il coraggio, allora lì si va di dagida tranquilla, non si fa male a nessuno, è sempre una cosa propositiva che sicuramente vi fa bene. Poi chiaramente ci possono essere anime gemelle,
E lì allora la cosa è diversa, perché quando una persona riesce a capire che quell'altra persona è l'anima gemella, però magari un po' dietro di cottura, un po' troppo avanti di cottura, chiamatelo un po'. E quella è l'anima gemella che si sta buttando a fiume dentro una situazione disperata. Voi la vedete, volete salvarlo perché la vostra anima gemella, voi avete una responsabilità in quel caso lì, perché è un pezzo di voi che sta magari facendo delle cose che non dovrebbe fare. Allora, in quel caso lì bisogna, in un certo senso, slegare magari da, non so, droga, alcol, vizi, qualsiasi tipo di robe, anche donne, no? O uomini, potrebbe essere, per farlo rinvenire. Quelli lì sono proprio casi eccezionali, cioè non è che tutte la mattina si alzano e scoprono che quello è l'anima gemella. Allora, in quel caso lì bisogna fare slegamenti che possono essere o su vizi, gioco d'azzardo, qualsiasi cosa. Sono cose differenti, no? Perché capitano anche queste cose, gioco d'azzardo e tante altre cose che possono succedere, mica sempre uomo e donna, cioè può succedere tante belle cose, brutte cose. Quindi allora lì bisogna fare dei slegamenti e poi l'adagio per, chiaramente. Oppure ci potrebbe essere anche questa cosa qua, cioè mettiamo il caso che una donna, no, sia insieme a un uomo, può succedere, no? A un certo punto la donna scappa perché hanno avuto un litigio, no? E il problema è che questa qui si fa sempre influenzare da una donna, da un'altra persona che non è un uomo. Chiaramente, prima di tutto bisogna fare pulizia su quell'altra persona per tagliare tutti questi pensieri negativi che quell'altra persona. E poi in quel caso lì allora si può fare lo slegamento, perché chiaramente quella persona ha un influsso così pesante e negativo che bisogna tagliare. Capite che gli slegamenti non è che si fanno solamente fra uomo e donna, si fanno anche fra donna e donna quando vedete che una persona è troppo forte col pensiero sopra un'altra. E adesso parliamo dei pensieri, perché sono collegati. I pensieri da dove arrivano? I pensieri sono degli animali, no? Sono delle energie che vogliono vivere, escono da qui come bollicine e vanno in giro. Qualsiasi vostro pensiero, no, crea una forza di energia che vuole vivere, non vuole morire. E allora cosa si fa? Si pensa sempre chiaramente positivo, però generalmente questa è la teoria. Nella pratica nessuno riesce sempre a pensare positivo. Allora molte volte fa dei pensieri senza rendersene conto. Questi pensieri escono dal nostro cervello, vanno in giro e cercano pensieri affini e che vogliono mangiare, no? Cioè questi sono pensieri affamati, no? E allora cosa succede? Succede che alcune volte non riescono a trovare cibo e allora tornano indietro e mangiano gli stessi e cominciamo a pensare sempre la stessa identica cosa. Certi pensieri, per lo slegamento di prima, magari una collega di lavoro li mette addosso a una donna che magari è un fidanzato, gelosa, continua a pensare, escono queste bollicine sulla collega di lavoro, sull'amica, entrano e mangiano, rosicchiano e quindi si crea praticamente una catenella. E lì bisogna fare lo slegamento da questi parassiti vibrazionali. Quindi vi ricordate, ogni volta che voi pensate qualcosa, nel vostro cervello, qui nella punta dalla radice del naso, escono delle piccole bollicine di energia che vanno a intaccare gli altri. Se sono positive è meglio, se sono negative è peggio, perché create delle catene. Questi bollicine qui vanno a cercare cibo perché vogliono vivere, e se trovano la vicina, l'amica, magari voi siete gelose, influenzate una donna, magari gli rovinate il fidanzamento, il matrimonio. Ci sono anche questi casi e lì si fa i slegamenti senza pietà. Quelli sono slegamenti. Ma quando voi vedete una coppia che non è, che sono magari l'anima gemella, è inutile che andate a fare slegamenti. Se invece la vostra anima gemella che è schiava, no, di un'altra persona, allora lì si fanno gli slegamenti. Perché? Perché è una vostra responsabilità. Capite? Quindi quando la stalla è piena si fanno i legamenti. Quelle persone che fanno il bollito, piccola sigaretta, voi vanno su social a raccontare che per 200 euro fanno slegamenti, mettono assieme da... Cari miei, va bene essere cadute seggiolone a 6 mesi, però insomma bisogna stare attenti, perché se poi questo qui fa il legamento sbagliato con la persona sbagliata, che magari è pieno di larve astrali, vi impacchetta e fra 10 anni siete su con la cannetta la chemio. Cari miei, l'energia che la vita che ci sta intorno, che noi non vediamo, può essere anche pericolosa. Quindi quelle persone che fra un bollito, una spipatina, una sguardata del quartiere, poi tornano su Face a raccontare che con 10 candele dell'Upim o del GS o dell'Eurospin
fanno miracoli, lasciatele stare. I legamenti si fanno fra marito e moglie, fra fidanzati, perché è praticamente un matrimonio eterico, spirituale, astrale, chiamato come. I slegamenti si fanno solamente con quelle persone che rubano l'anima gemella o la condizionano. Possono essere slegamenti anche fra colleghi di lavoro. Quando voi avete il marito che al posto di stare in casa ad accudire la famiglia, che è una vostra anima gemella, lo chiama il socio per andare a giocare a bocce o andare a prostitute o andare dove volete, lì bisogna partire con un slegamento, poche torronate, come diceva il capitano Iappini, capite? Se vedete dei colleghi di lavoro che continuano a pressarvi, lì andate sul tubo, cercate il manetto veneziano, qualche rito operativo per togliervi dai santissimi questi qui. Se non lo sapete fare voi, contattate Marietto Veneziano o il De Garda, si pattuisce una strategia e si entra in azione. Ma questi sono slegamenti propositivi. Quando sentite la spippettatrice di turno che sul social o sul Face, maga a destra, dea a sinistra, santissimo che parla con gli extraterrestri e vi dice ti faccio il legamento con quello là, 300 euro, te la slego per 200 e non è la vostra anima gemella, questi pensieri che escono qui vi distruggeranno la vita in futuro, capite? Quindi bisogna sempre, quando anche si ascolta Marietto Veneziano, cerchi di fuoco e ovetto colorato e poi si studia, non c'è storia, sentire slegamenti, qui parlano come se fossero cioccolatini, sono cose serie, cari miei. Quando si fa il legamento con una persona che non è la vostra anima gemella, vi prendete il bello, magari il borsellino fisarmonica, ma vi prendete tutto il resto, il pacco, e quando il pacco incomincia a suonare, incominciano a morire parenti, figli, destra e sinistra, capite cosa voglio dire? Le energie sono cose serie, non sono cose da bollito o pasta e fagioli, poi corro sui social a scrivere che faccio destra e sinistra, perché tutti i santi giorni, ma da 20 anni ne sento di queste cose qua, no? Che tutti si improvvisano maghi da domenica. Amici, per entrare in esoterismo bisogna almeno 15 anni di studio sui libri, e poi quando si capisce, ad esempio oggigiorno ci sono le New Age, no? Salta fuori questo filo che si attorciglia, metti dentro la parolina magica e speri che ti chiamiamo. Ma quelle sono friggitrici eteriche, quelle lì se gli mette dentro il nome fra 15 anni l'altra persona te la trovi a ricovero fritta come Auschwitz. Capite cosa voglio dire? Sono cose serie le energie, non credete a quelle cose che vi dicono, vi legano. Questo sono convinto, se non l'ho fatto qui, ma vi legano a geni, a parassiti. L'altro giorno ho fatto una consulenza per un palazzo, cioè un palazzo, una casa, c'era dentro un genio, quella casa lì molto probabilmente scoprirà qualcosa che neanche si immaginano i padroni. Perché? Perché molto probabilmente loro antenati andavano a giocare, lasciamo stare, ai vari casinò, giocavano d'azzardo e hanno creato delle catene, no? Movimento creditori, destra e sinistra. Quindi, quando la gente viene a parlare di legamenti, i legamenti si fanno solo in modo serio fra marito, moglie o fidanzati. Quando due coppie vanno bene, lì il legamento, lì si fa il legamento. Perché? Perché si rinforza la stalla. Lì che bisogna preoccuparsi, non quando vedete una coppia felice che magari non è la vostra anima gemella e vi piacerebbe stare con loro. Non si fanno quelle cose lì, non si fanno i slegamenti, perché magari poi vi portate a casa il pacco, visto che non è la vostra anima gemella. Quindi, perché dico questo qui? Perché anni fa, mesi fa, mi contattano persone, dicono, ma potrei fare questa cosa a destra e a sinistra. Ripeto, i slegamenti si fanno solamente se chi è nell'ate è la vostra anima gemella. Allora magari quella persona che è assieme in futuro vi creerà problemi. E allora per il bene vostro, perché la vostra anima gemella siete voi, a un certo punto potete intervenire, no, d'ufficio, per forza di cose, per aiutarlo a tornare in sé. Perché chiaramente è una vostra parte che riuscirà poi un giorno a entrare nella chiesa. Bene, detto questo, il vostro maledetto vi ricorda stasera alle 21, scusate, nel canale del Maledetto Veneziano per le Sibille Interattive. Grazie. Se non vi siete ancora iscritti, qui sotto il link per iscrivervi al canale di YouTube del Maledetto Veneziano e anche di Hildegarda.
E se non avete ancora acquistato i famosi book di magia radionica da 50 euro nel shop del capitano.artevista.org, fatemi un regalo di Natale per 50 euro, li valgono tutti. E poi stiamo lavorando per il nuovo ebook da 75 euro, radionica abbondanza. Siamo già a un buon punto e ci sono già delle belle preordinazioni. Bene, cari amici, grazie. E non fate slegamenti da quelle signore che fanno il bollito, poi corrono sui social a farsi chiamare dei maghi maestri, e lasciamo stare. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.